Aperto per ferie. Tutte le notizie anche ad agosto con Elisa Mariani. Siamo tornati in diretta per raccontarvi come procede questa estate 2024 qui ad Aperto per Ferie sul canale 14 del digitale terrestre per Radio Roma News. Chi ci segue ormai da qualche giorno sa che questo programma racconta un po' come procede l'estate, ma sempre con una certa leggerezza. Torniamo però seri quest'oggi in apertura per parlare di uno dei grandi drammi dell'Italia odierna, una delle piaghe del nostro paese, quello delle morti sul lavoro, un fenomeno drammaticamente in ascesa. Nonostante si facciano campagne di sensibilizzazione, continuano gli appelli soprattutto delle sigle sindacali, si promettono maggiori controlli, eppure le cifre ci raccontano appunto di un fenomeno che continua sempre a crescere, ovviamente in senso negativo. Dati che ci sono stati forniti dall'osservatorio Vega Sicurezza e Ambiente in questo 2024 che possiamo in maniera del tutto legittima definire nero. Nel primo semestre sono state registrate 469 vittime, parliamo di 19 persone in più rispetto allo stesso periodo del 2023 che non sono tornate a casa, che sono andate a lavorare e hanno perso la vita. E dunque bisognerebbe un attimino anche ampliare il discorso. Infatti l'osservatorio Vega ha realizzato anche una mappatura delle regioni più a rischio, classificando le zone rosse, arancioni e anche fortunatamente bianche, perché ci sono effettivamente delle regioni dove non si registrano fortunatamente morti. Con noi oggi abbiamo l'ingegnere Federico Maritan, il direttore tecnico dell'osservatorio Vega, a cui do il buongiorno e il benvenuto ad Aperto per Ferie. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a lei. Dobbiamo trattare un tema, devo dire, insomma, tristemente attuale. 469 vittime nei primi 6 mesi del 2024, un dramma, ingegnere. Purtroppo sì, ed è un dramma che si ripete nel tempo con numeri sempre più o meno simili, in quanto, come ricordava lei, quest'anno sono 19 i morti in più rispetto all'anno scorso, ma alla fine insomma contiamo sempre più di qualche migliaio di vittime nel corso dell'anno intero. Numeri che purtroppo, per quanto riguarda soprattutto i morti sul lavoro, non diminuiscono ormai da tanto tempo. E i dati diciamo più aggiornati che noi abbiamo sono quelli del primo semestre di quest'anno e sono dati forniti dall'INAIL, quindi dati ufficiali, e andando a vederli un po' più nel dettaglio posso anche dirle che di questi 469 morti, in realtà in questi 469 morti sono inclusi anche i cosiddetti infortuni in itinere, cioè quegli infortuni che avvengono nel tragitto casa-lavoro. Ma anche se andiamo a togliere questi ci troviamo con 364 morti invece avvenuti veramente nell'ambiente di lavoro, e anche qui abbiamo un aumento di circa il 5% rispetto all'anno scorso. Ecco, numeri l'abbiamo detto in maniera davvero drammatica, però io vorrei fare un discorso un pochino più ampio, ingegnere. La società cambia, no? Purtroppo le persone che muoiono sul lavoro ci sono sempre state, ma perché questo aumento così significativo, soprattutto negli ultimi decenni? C'è meno sicurezza, cambia il mondo del lavoro e quindi non si è pronti? Abbiamo una spiegazione di tipo antropologico, ecco. Purtroppo una spiegazione diciamo non c'è, in quanto le cause sono molte, quindi diciamo possono esserci molte spiegazioni. Innanzitutto va detto che i numeri, come accennavo, sono più o meno costanti per quanto riguardano gli infortuni mortali, e quest'anno sono leggermente in diminuzione per quanto riguarda gli infortuni complessivi, cioè mortali e non mortali, e questo credo sia un dato positivo. Naturalmente bisogna sempre considerare che i numeri degli infortuni vanno pesati sulla popolazione lavorativa, e quest'anno c'è stato anche un incremento del numero di posti di lavoro, e questo determina insomma quella riduzione che le stavo dicendo pesata sul numero di posti di lavoro. Per quanto riguarda le cause sono, come dicevo, molte. Evidentemente quelle che determinano gli infortuni mortali, o meglio, su quelle che determinano gli infortuni mortali riusciamo ad agire molto poco, perché non riusciamo a farli diminuire. Sicuramente il mondo del lavoro cambia, è cambiato nel tempo, continuerà a cambiare. Sicuramente oggi si lavora in modo diverso rispetto a molti anni fa. Io vedo aziende che rappresentano anche delle eccellenze in questo senso. Non bisogna dipingere una realtà che è tutta nera. Ci sono delle aziende che sono delle
supplenze. Come ricordava lei, ci sono per esempio anche a livello regionale delle regioni che hanno delle incidenze più alte, delle altre che hanno incidenze più basse, quindi sicuramente è di nuovo anche una realtà molto diversa, molto variegata. Quello che va detto è che per esempio negli ultimi anni c'è stato un aumento della quantità di lavoratori stranieri e spesso questi lavoratori stranieri hanno maggiori difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro e anche a comprendere quelle che sono le regole e le aspettative di sicurezza che abbiamo noi in Italia. Ad esempio, per rafforzare questa considerazione, va detto che, per esempio, per quanto riguarda l'incidenza del rischio infortunistico, uno straniero ha un rischio triplo rispetto a un italiano. Cioè, per quanto riguarda l'incidenza infortunistica di infortuni mortali, ci sono 3 stranieri morti ogni italiano. E questo come si spiega? Da un lato sicuramente gli stranieri fanno lavori a maggior rischio che oggi gli italiani tendono a non fare, ma dall'altro va anche detto che uno straniero, appunto come dicevo prima, da un lato può avere un'aspettativa di sicurezza diversa, cioè adattarsi a lavorare in condizioni di sicurezza minore rispetto a un italiano. Dall'altro sicuramente c'è anche l'aspetto linguistico, la difficoltà di comprendere a volte anche le istruzioni, la formazione, che è un aspetto fondamentale, che evidentemente verso uno straniero è molto più complessa da fare. Ecco, questo è secondo me da considerare in maniera un pochino più approfondita. Ecco, lei ha parlato e l'abbiamo accennato anche all'inizio di una mappatura, no? Un po' delle regioni più a rischio. Voi avete diviso tra zone rosse, zone arancioni e zone bianche. Annunciamo subito che il Lazio è in zona arancione, non malissimo ma neanche benissimo. Sì, allora noi utilizziamo questo sistema di mappatura per consentire di confrontare il rischio nelle varie regioni. Altrimenti è chiaro che le regioni con la maggiore numerosità di lavoratori, con la maggiore popolazione lavorativa, si troverebbero sempre in prima posizione considerando i numeri assoluti. In pratica la Lombardia sarebbe la regione in cui andremo a registrare il maggior numero di infortuni. Dividendo, come dicevo prima, il numero di infortuni rispetto alla popolazione lavorativa si hanno queste incidenze. Allora noi coloriamo con i vari colori che raccontava lei, rosso, arancione, le regioni che hanno una incidenza media superiore a quella nazionale e con i colori bianchi e gialli quelle che sono al di sotto di questa media. Quindi possiamo dire che in questo momento il Lazio ha un'incidenza per quanto riguarda gli infortuni mortali maggiore rispetto a quella media nazionale. E questo è preoccupante secondo lei? Cioè che cosa si può fare effettivamente per cambiare un po' questo indice? Andiamo poi anche un po' nel dettaglio, perché abbiamo parlato un po' dei numeri, abbiamo parlato delle possibili cause, ma insomma noi vorremmo sentire anche delle possibili soluzioni. Ma allora, le soluzioni sono diverse, devo dire che il legislatore sta anche cercando di attuare delle norme sempre più restrittive in questo senso. È chiaro anche che servono risorse, anche risorse economiche. Allora, sicuramente dal punto di vista legislativo la legislazione italiana è una legislazione molto buona, una legislazione di derivazione europea e credo anche a un livello molto alto. Per quanto riguarda i controlli, c'è stato un periodo fino a qualche anno fa in cui questi controlli da parte degli enti che dovrebbero appunto verificare il rispetto delle misure di sicurezza si era un po' abbassato. Oggi vedo una maggiore attenzione e anche una maggiore disponibilità di risorse da parte degli enti di controllo e anche dal punto di vista delle sanzioni, diciamo, c'è stato un irrigidimento. Devo dire che sul tema della formazione forse anche qui si può fare ancora qualcosa di più. Recentemente è stata presentata una bozza di un nuovo accordo tra le varie regioni, perché la formazione è demandata poi alle regioni in Italia, e quindi c'è questa bozza di un nuovo accordo tra le regioni per rinnovare e diciamo migliorare l'attuale normativa sulla formazione e sulla sicurezza. Inutile dire che molti sperano che anche questo sia un elemento che andrà a incidere sulla situazione e sul fenomeno infortunistico. Effettivamente sì, lo speriamo davvero anche noi. Per quanto riguarda invece le zone cosiddette bianche, no? Mi sembra di aver letto il Molise, la Sardegna, insomma regioni che a questo punto hanno dei dati molto positivi, no? In tal senso. Secondo lei perché? Beh, allora va detto anche che per quanto riguarda gli infortuni mortali
il passare, diciamo, da una zona all'altra è purtroppo abbastanza facile, nel senso che a livello regionale bastano qualche morto in più e veramente si passa da una situazione di zona bianca a una situazione di zona rossa. In questo momento, per fortuna, per la Sardegna, come ricordava lei, il Molise, le Marche, anche il Veneto e il Friuli si trovano in zona bianca, quindi con un'incidenza molto più bassa rispetto alla media nazionale. Però, come accennavo, diciamo, quando guardiamo gli infortuni mortali, siamo molto legati anche a eventi occasionali. Basti ricordare recentemente quei fatti di cronaca che sono avvenuti anche in cantieri piuttosto che in situazioni di manutenzione presso le centrali elettriche, che hanno coinvolto hanno visto diversi morti causati da un unico evento. Capisce che in quei casi evidentemente l'incidenza aumenta drasticamente. Quindi per quanto riguarda gli infortuni mortali dipende molto da fatti, come dire, specifici e contingenti. Certo. Diciamo che possiamo fare un confronto nel tempo e in effetti poi scopriamo che ci sono delle regioni che sono, diciamo, abbastanza stabilmente in alcune zone di quelle che noi coloriamo. Per esempio l'anno scorso, tornando al Lazio, il Lazio era in zona gialla, quindi diciamo che il Lazio è una regione che sta più o meno nel mezzo per quanto riguarda gli infortuni mortali, nel tempo. Nel tempo. Bene, io ingegnere la ringrazio, abbiamo terminato il tempo a disposizione, un'analisi devo dire chiarissima e puntualissima. Invito i nostri telespettatori che magari volessero saperne un po' di più, andare a sviscerare tutti i dettagli, insomma visitare anche il vostro sito internet Vega, che insomma ha davvero tanti dati che vanno approfonditi, andrebbero approfonditi soprattutto per ottenere dei risultati migliori di quelli che abbiamo raccontato oggi. Grazie davvero ingegnere. Grazie a voi e buon lavoro. Aperto per ferie. Tutte le notizie anche ad agosto con Elisa Mariani.